lotta per il comando con il tentativo da parte di Pietro il Grande di sopravanzare Plinio, cosa che riesce quando si va ad affrontare la piegata. Pietro il Grande si ritrova da leader in 13,7 per il lancio, Plinio che è in seconda posizione, a precedere poi più indietro il numero 1 Principessa Sofia. Si va così adesso al completamento del primo quarto di gara, 28,7 con la squalifica per Parker Run. Intanto davanti ora c'è il mosso di Plinio che va in anticipo nei confronti di Ponzo FP e viene a rilevare il comando delle operazioni in 44,2 per il passaggio ai 600 metri. Plinio al comando ora nei confronti di Pietro il Grande, poi Ponzo FP per linee esterne, quindi via gli altri. Quando si è passato il paletto di metà gara, la terza posizione alla corda per il numero 1 Principessa Sofia, poi ancora più indietro il numero 10 di Paribeni, chilometro con battistrada il 1.15,3, c'è stata la squalifica per Ponzo FP. Quando si va adesso a fare gli ultimi 500 di corsa con la mossa di Paco De Lucia in terza corsia, all'apice dell'addirittura per l'imbocco l'ultima curva con sempre avanti Plinio, ora spostato dalla corda la Principessa Sofia che cerca l'errore di Paco De Lucia intanto, e addirittura d'arrivo che vede Plinio ancora al comando nei confronti di Principessa Sofia. Poi adesso il tentativo di Princessa Royale che va su Plinio, che è un po' stanco ma ancora a margine. Nel finale c'è anche Predilection One, ma è Plinio che viene a concludere nei confronti di Predilection One. 1.59,6 per